Quinta corsa, anziani a reclamare. Sono in 11 al via, 1 Solimano, Vincenzo Piscoglio, 2 Boato di No, Marco Stefani, 3 Briscola Matley, Davide D'Antoni, 4 Sharif Derum, Carmine Piscoglio, 5 Ida Griff, Tommaso Gambino, 6 Twitter di Casei, Giuseppe Colantonio. Seconda fila 7 Victory Power, Antonio Di Nardo, 8 Big Lan, Marco Basile, 9 Artaterme Jet, Salvatore Valentino, 10 Aruba Cup, Gennaro Mitrano, 11 Zitrunas, Manuel Pistone, rapporto di scuderia tra i numeri 9 e 11. Stacco della macchina, veloce Sharif Derum nei confronti di Aida Griff che va a chiedere strada, poi Twitter di Casei, ma vediamo che di dentro partito svelto anche Solimano che tiene la scia di Sharif Derum che decide di correre davanti, quindi Aida Griff all'esterno con Tommaso Gambino, intanto in terza posizione Twitter di Casei a precedere Boato di No. 400 veloci in 28,5, insiste all'esterno Aida Griff, ma Sharif Derum non la vuole mandare. Poi vediamo Solimano in seconda posizione, avanza al largo Aruba Cub. Tanto arriviamo al paletto dei 600 metri passati in 44,5. Ora un po' rallentato Carmine Piscoglio, in sulchi all'11 anni da Malabar Circle. Prova la terza ruota Big Lan con Marco Basile, ma trova l'anticipo all'ultimo secondo da parte di Aruba Cub che lo sbatte in quarta ruota, insiste Big Lan, ma Aruba Cub lo precede, va direttamente ai fianchi di Sharif Derum mentre ha ceduto di schianto Aida Griff, chilometro in 1,15,9, siamo sulla retta di là con Aruba Cub che insiste al largo. Sharif Derum sembra aver dato il meglio, poi ha trovato un buco anche Victory Power e si presenta ai fianchi di Aruba Cub che sta tentando la fuga, retta di là passata in 14,7, siamo a 300 metri dalla conclusione. Victory Power che si prepara all'attacco di Aruba Cub, fanno più fatica gli altri, siamo a 200 metri dalla conclusione, sempre in vantaggio la figlia di Ideale Luis, ma ci prova Victory Power con Antonio Di Nardo. Victory Power sembra avere energie più fresche, Victory Power porta subito al raddoppio Antonio Di Nardo e viene a vincere su Aruba Cub, mentre per il terzo Zitrunas precede Twitter di Casei. 1,15 tondo tondo da parte del numero 7 di Victory Power, Antonio Di Nardo per Giuseppe Citarella. Per la scuderia Bivans viene a vincere, raddoppio ripetiamo per il driver napoletano che viene a vincere molto bene Victory Power alla quinta di Cesena.